Magia salomonica. Rituali di magia salomonica. La magia salomonica ha una storia di 4000 anni circa. La magia salomonica ha una storia di 4000 anni circa, parte dall'omonimo re Salomone, il quale aveva una così grande fama di teurgo e di capacità soprannaturali che la regina di Saba volle andarlo a conoscere, facendosi 3 mesi di deserto a piedi per conoscere la sua magia, la cui fama aveva superato i confini, e quando lo mise alla prova ne rimase affascinata e stupefatta. La magia salomonica è legata al potere dei pianeti e all'angelo che presiede sul pianeta. I riti salomonici che vengono eseguiti sono di 7 tipi, ognuno ha uno o più scopi, vediamoli da vicino. Rituale salomonico della luna, conosciuto anche come rito della luna, viene eseguito di lunedì e serve principalmente per aprire le strade a nuove opportunità, sia esse lavorative che amorose. Rituale salomonico di Marte, conosciuto anche come rito di Marte, viene eseguito di martedì e serve per eliminare influenze negative di qualsiasi tipo, per vincere sui nemici, per vincere i processi. In passato venivano fatti per propiziare la vincita della guerra. Rituale salomonico di Mercurio, conosciuto anche come rito di Mercurio, viene eseguito di mercoledì, protegge negli affari, li agevola, aiuta negli studi per superare esami, aiuta ad affrontare viaggi e spostamenti, aiuta a fare fruttare gli affari, commercio. Rituale salomonico di Giove, conosciuto anche come rito di Giove, viene eseguito di giovedì, protegge la famiglia, crea fiducia e protezione per tutta la famiglia, protegge il lavoro, aiuta a iniziare nuove opportunità lavorative, molto indicato quando si cambia lavoro o si principia una nuova attività. Rituale salomonico di Venere, conosciuto anche come rito di Venere, viene eseguito di venerdì, si esegue come rito per ritorno d'amore, per conquistare la donna che ami, per favorire la nascita dell'amore tra 2 persone. Rituale salomonico di Saturno, conosciuto anche come rito di Saturno, viene eseguito di sabato, serve per proteggerci dai nemici nascosti sia visibili che invisibili, allontana i nemici, ci rende indifferenti ai nostri nemici, viene usato per allontanare persone sgradite. Rituale salomonico del Sole, conosciuto anche come rito del Sole o rito della fortuna, viene eseguito di domenica e viene eseguito per favorire la fortuna, nel lavoro, nel gioco, nella vita in generale. È indicato soprattutto quando si inizia un anno nuovo astrologico o quando si inizia un'attività in proprio o quando le vendite si abbassano unitamente al rito di Giove. Info. Con il maestro Cleo, telefono 338.7592214, 345.6308172. La stregoneria dell'antica città di Benevento. Dopo lunghe ricerche Cleo trova un antico sistema di ritualistica delle cosiddette le streghe di Benevento. Si tratta di un potentissimo rituale per far impazzire definitivamente la persona amata. E qui sotto troviamo delle tante testimonianze che hanno avuto a che fare con Cleo e il suo infallibile sistema. Una cosa importantissima da dire. Che Cleo per ogni suo intervento rilascia ricevuta. Più sicuri di così? Incensi e potenti talismani. Particolari tappeti magici su cui operare. La completezza e la chiarezza delle istruzioni, allegate specificamente ad ogni singolo rituale. Garantisce ad ogni persona di poter operare in maniera semplice, con sicurezza di riuscita e, soprattutto, in assenza di eventuali e possibili errori. Rituali magici Voodoo. Rituali magici Voodoo Super. Magici rituali haitiani Voodoo Kit. Rituale magico della fiamma Voodoo. Riti magici Web of Mysteries Voodoo Haiti. Voodoo Kit Gris Gris, Voodoo Kit Doll, Voodoo Kit Canle Oil. Da un gruppo di iniziati haitiani, creazione magica di enorme ed assoluta importanza di potere. D'azione magica. Questi, rituali di protezione, difesa, o di attacco, ben definiti nelle leggi magiche Voodoo, sono la costante testimonianza di tutti gli aspetti, positivi, negativi, sociologici costantemente in attività, a seconda della legge ritualistica Voodoo come I. Loa, neutrali, protezione. Rada, positivi, difesa. Tetro, negativi, attacco. Che si esprime in maniera esclusiva attraverso la forza magica vivificante della fiamma e della triplice azione realizzatrice della parola invocazione Voodoo racchiusa nel rituale magico della fiamma Voodoo. Ogni rituale è completo di tutto l'occorrente magico necessario alla realizzazione del rito, con chiare istruzioni e consigli sul modo di operare. Magia egiptienne. Rituale magico, Love Gay. Rituale magico del faraone d'oro. Rituale magico dell'estasi d'amore. Da questa particolarissima magia egizia, un trittico magico di eccezionale interesse.
Eccezionali novità tanto singolari, quanto preziose per la difesa della propria e personale serenità in quanto proteggono interessi quali amore, successo e fortuna. Ogni rituale è corredato di particolari istruzioni e consigli sull'opera magica e ritualistica da svolgere. Magico specchio di Hathor. Eccezionale ricostruzione dell'esatto specchio magico, l'odierno specchio di Hathor, la cui proprietà è di distruggere o ritornare ogni forma, pensiero o cattiveria, che ci venga indirizzata da quanti tendono a crearci ostacoli, cattiverie e comunque da quanti intesi a distruggere la nostra personale serenità o la nostra gioia di vivere. Rituale magico della pietra del distacco. Dal raro potere di creare discordie fra parenti, fra amici e vicini di casa, rotture affettive, divorzi, crisi sentimentali e finanziarie. È di facile uso e viene fornito completo dell'occorrente per lo svolgersi del rito, disponibili in 5 differenti preparazioni.